Bentrovati in TG Nord-Est, un'edizione molto particolare, quella del telegiornale di oggi, un'edizione registrata e limitata a pochi minuti perché anche Telechiara ha voluto aderire allo sciopero che coinvolge oggi i giornalisti della televisione, della radio e che ieri ha coinvolto i colleghi della carta stampata. È uno sciopero per dire no con forza a quella che è definita ormai da più parti una legge bavaglio che, se dovesse essere approvata alla Camera, come è già accaduto al Senato, comprometterà, secondo noi in maniera irreversibile, il diritto non solo ad informare, ma anche il diritto di ogni cittadino di essere informato su fatti anche molto gravi, proprio perché crediamo nell'importanza dell'informazione e nel servizio che il giornalista ogni giorno fa per i cittadini. Questa edizione ridotta del TG vuole essere una sorta di finestra, un'occasione per capire quali sono i pericoli insiti in questa legge. Abbiamo voluto farci aiutare in questo dall'Ordine dei giornalisti del Veneto, che è rappresentato qui in studio da Martina Zambon. Martina, benvenuta. Grazie. Martina Zambon, giovane consigliere dell'Ordine, in prima linea, Ordine in prima linea, lo vedremo tra pochissimo Martina, in quella che è considerata una battaglia nel nome dei diritti anche costituzionali. Io direi, se sei d'accordo, col partire, con lo spiegare che cosa questa legge implica. Dunque, per sommi capi è molto articolata, ma i due capisaldi di questo disegno di legge sono inerenti il giornalismo, quindi l'informazione da un lato, e prima la magistratura e chi opera nel campo delle indagini su reati anche gravi. Quindi le cose che cambiano sono queste: ad esempio, chi può essere intercettato? Attualmente chiunque sia sospettato di aver commesso un reato, mentre invece, se diventasse legge il disegno di legge Alfano, si arriverebbe a poter intercettare solo persone su cui pendano già gravi indizi di colpevolezza per reati molto gravi, mafia, terrorismo, sequestro di persona. Non si citano però i grandi reati finanziari. Pensiamo solo all'esempio più classico, la cosiddetta cricca, e quindi a questo giro d'affare e malaffare che ruota intorno ai grandi appalti, per dirne una. L'altra cosa fondamentale è la durata delle intercettazioni, e questa è una cosa che riguarda soprattutto i magistrati che hanno già espresso il loro dissenso. Attualmente si intercetta per tutta la durata delle indagini preliminari. Quanto serve? Con la nuova legge si arriverebbe a poter intercettare fino a un massimo di 75 giorni, con un procedimento però di richieste molto complicate. Sì, estremamente macchinoso. Ogni 3 giorni, con il trasloco di faldoni fisicamente da un mandamento all'altro, con il consenso di un collegio di 3 magistrati, mentre attualmente questo solo per ottenere l'autorizzazione a un'intercettazione. Teniamo presente che un semplice cittadino, per essere giudicato, può essere giudicato da un solo giudice monocratico, per cui non si capisce bene il peso di queste scelte. Un'altra cosa: non si potranno più effettuare intercettazioni in case private o automobili, ovviamente private. A questo punto si limita fortemente l'efficacia di questi strumenti di indagine che, a detta della polizia giudiziaria, delle forze dell'ordine e della magistratura, sono fondamentali. Questo è per quanto riguarda appunto la componente dell'indagine. Per quanto riguarda noi giornalisti, che cosa succede? Succede che non si può assolutamente più pubblicare in modo integrale o parziale nessun tipo di intercettazioni, non solo durante il periodo di segreto istruttorio, così come prevede l'attuale normativa, bensì fino al processo. Questo significa che un cittadino e un lettore non potrà sapere nulla di quanto sta accadendo, spesso per anni, per tempi lunghi. Assolutamente lunghi. Le pene inflitte vengono assolutamente aumentate per il giornalista che comunque vuole informare e firma un articolo o un servizio contro la normativa che sarà vigente dopo l'approvazione, rischia fino a 1 anno di carcere e 10.000 euro di multa. Questa cosa, faccio un inciso, verrà a pesare soprattutto su tutti i giornalisti precari, quindi freelance e non assunti, che non potranno permettersi questo. Assolutamente. E c'è anche il discorso degli editori che entra pesantemente. Un'altra grande novità in negativo, perché la definizione è ovviamente questa, è il coinvolgimento dell'editore, che viene chiamato da questo disegno di legge a essere obbligatoriamente vigile sulla non trasgressione della legge stessa. Questa è una grave ingerenza, perché fino ad oggi l'editore, almeno formalmente, però è un caposaldo importante, non deve interferire in alcun modo con le scelte giornalistiche della sua redazione.
Ovviamente, siccome per lui ci sono delle sanzioni che vanno economiche intorno ai pesantissime, 300.000-500.000 euro a seconda dei casi, l'ingerenza diventa automatica, è inevitabile. Esatto. Alla fine, allora, è effettivamente, Martina, una legge bavaglio, chiude la Di bocca fatto lo è, ai perché giornalisti. l'alternativa sarà essere dei delinquenti in senso stretto. Indubbiamente, I infatti, giornalisti dovrebbero diventare dei fuorilegge. fuorilegge. Hai fatto già l'esempio della cricca, per esempio, Sì, dove ci sarebbe un velo assoluto di ricordiamo che silenzio. tutto è partito probabilmente da quelle agghiaccianti intercettazioni sulle telefonate fatte da imprenditori nel corso della notte del sisma dell'Aquila. Certo. Da lì l'inchiesta si è allargata a macchia d'olio, si è arrivati agli illeciti negli appalti per il G8 alla Maddalena, tutti argomenti fino alle compravendite immobiliari poco chiare che hanno portato alle dimissioni di un ministro della Repubblica, infatti, per cui infatti. tutto questo non l'avremmo saputo, noi non l'avremmo scritto e i cittadini non l'avrebbero saputo. Facciamo qualche altro esempio, Qualche altro magari? esempio, mi vengono in mente i casi più eclatanti, la clinica degli orrori di Milano, nessuno avrebbe saputo nulla delle pratiche aberranti che si svolgevano in quella clinica fino a processo avvenuto. E solo a processo avvenuto si sarebbe potuto pubblicare per riassunto gli atti processuali, nessun tipo di virgolettato. Facciamo un altro esempio Facciamo di potenziale rischio. Un esempio teorico molto semplice. Un candidato X al Parlamento italiano si candida in nome di valori, faccio l'esempio estremo, della famiglia, della correttezza, della trasparenza. Questo ipotetico candidato, nel caso di reati, ad esempio, mettiamo per pedofilia, potrebbe comunque essere coperto da questa legge in modo assoluto e totale, blindato, potrebbe arrivare alle elezioni, essere eletto e soltanto dopo, a processo avvenuto, l'elettore saprebbe di aver votato un pedofilo condannato. Ecco, questo è uno dei rischi tutt'altro che remoti se la legge dovesse diventare appunto operativa. Parlavo all'inizio di 2 giorni di sciopero, che in parte sono stati anche contestati all'interno del mondo del giornalismo, perché qualcuno, pensavo per esempio a Vittorio Feltri, ha detto che ci mettiamo il bavaglio da soli nel momento in cui bisognerebbe fare informazione. L'opinione di gran parte di noi è che in realtà questa giornata è il simbolo di quello che potrebbe accadere. Esattamente. È anche vero che in un contesto di parole gridate, di titoli gridati, anche per nostra responsabilità, un silenzio di questo tipo totale diventa assordante e dà l'esempio concreto più che simbolico di che cosa potrebbe accadere. Avere dei giornali con molta più cronaca rosa, quello che vediamo già in alcuni telegiornali nazionali, potrebbe diventare la norma di approfondimento e di questioni giudiziarie importanti che spesso, insisto, coinvolgono l'intero sistema dirigente del Paese Italia. Rischiamo di perdere la capacità e la possibilità di formarci una coscienza critica, questa penso sia la cosa più grave. Parliamo di diritto costituzionale ad essere informati. Indubbiamente. In questo senso. E dall'informazione poi nasce anche la consapevolezza di ognuno di noi. L'ordine dei giornalisti in questo senso ha preso una posizione netta, molto molto forte, molto molto pesante, ed è un ordine, non è un sindacato, quindi già questo è estremamente significativo. Non è la prima volta, però mi viene da dire che forse è il caso più eclatante in cui un'istituzione paludata per certi versi, come può essere l'Ordine Nazionale dei Giornalisti, a differenza giustamente del sindacato che ha un'altra vocazione, prende posizioni in modo assolutamente privo di ombre. I vertici dell'Ordine, da un paio di mesi a questa parte, soprattutto, ma da quando si è iniziato a parlare di legge bavaglio, ha parlato apertamente di violenza, intimidazione e di censura a tutti gli effetti. E la censura è un termine che ci ricorda epoche ben più tristi, e ha invitato e chiamato i giornalisti italiani alla disobbedienza civile. Anche questo è un segnale molto forte. Indubbiamente. Si è addirittura pensato, ipotizzato che i vertici dell'ordine nazionale cofirmino ogni articolo, ogni servizio che andrà ad essere fuori legge. In questo contesto l'azione più forte che è già stata avviata e potrebbe essere l'unica strada nel momento dell'approvazione sarà il ricorso alla Corte europea di Strasburgo. Certo, perché parliamo di diritti, appunto. Esatto. Chiudiamo allora a questo punto qui questa piccola finestra informativa, perché abbiamo voluto fare questo oggi, informazione corretta nei confronti di una legge potenziale che viene in qualche modo anche strattonata, tirata un po' per i capelli
capelli in questi giorni, Martina. Chiudiamo allora la chiacchierata con Martina Zambon, consigliere dell'Ordine dei giornalisti del Veneto, che ci ha soprattutto aiutato a fare chiarezza. Quindi grazie a Martina Zambon. Per quanto riguarda l'informazione, noi torneremo con regolarità da lunedì prossimo.